Buonasera dal TG LIS. La Regione è pronta a mettere un freno al fenomeno dei pazienti fantasma. Secondo quanto riferito dalla Presidente Todde, 100.000 nell'ultimo anno le persone che pur avendo prenotato esami e visite mediche non sono poi presentate all'appuntamento. Un fenomeno, quello del no-show, che finisce inevitabilmente per ingolfare la macchina dell'assistenza. Diverse le ragioni dietro la mancata presentazione agli appuntamenti. Oltre ai casi fortuiti c'è chi trova un'alternativa ai tempi lunghi d'attesa ripiegando nel privato. Il denominatore comune però è la mancata cancellazione delle prenotazioni. E se da un lato nel cortocircuito tra cittadini e sistema sanitario i sintomi sono chiari, dall'altro la cura individuata dall'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi parte dalla riorganizzazione del CUP, che a livello regionale avrà una gestione unificata. In attesa della nuova gara per l'affidamento del servizio, per provare ad aggiustare il tiro, la Giunta regionale però ha approvato nuove regole rivolte alle aziende sanitarie. Montresta, paese della Planargia, accarezza i suoi figli, quelli partiti e cresciuti altrove ma le cui origini sono qua, in questo territorio ricco di boschi che dall'alto guarda il mare di Bosa. L'iniziativa varata dall'amministrazione di Montresta di concedere la cittadinanza onoraria ad Angelo Sanna, un uomo di Stato tutto a tondo, è una di quelle destinate a proseguire. L'ex prefetto è giustamente fiero per il riconoscimento nel solco delle radici e dei valori comuni. Angelo Sanna è andato in pensione da prefetto dopo 47 anni di servizio, con una tappa dolorosa ma affrontata col giusto piglio. Era questo di Torino quando il 3 giugno 2017 avvenne la tragedia di Piazza San Carlo, 3 persone morte e 1672 ferite. Per questo episodio venne condannato in primo grado e poi assolto definitivamente in appello. Fino a sabato 7 giugno Sassari ospita la terza edizione del Festival Artigianus Artigianas, dedicato al dialogo tra artigianato, design e giovani talenti. Il tema di quest'anno è alterità, elogio della differenza. Dà forma a un ricco programma di incontri, mostre e workshop con il coinvolgimento di artigiani, studenti, curatori e professionisti del progetto. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione di Sardegna con la direzione scientifica e artistica della Triennale di Milano e della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. Si svolge negli spazi rinnovati dell'ex Mattatoio, sede dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi. Quella del 2025 è un'edizione che raccoglie i frutti di un anno di attività incentrato sul coinvolgimento dei giovani per salvaguardare e reinterpretare con strumenti attuali antichi mestieri artigiani in via di estinzione. Ad aprire il festival è stata la designer francese Inga Sempé. La Sardegna ha vissuto un momento destinato a segnare una svolta storica nel panorama del turismo culturale ed enogastronomico dell'isola. Il prestigioso evento conclusivo del UKITT, una delle più rilevanti iniziative legate alla promozione turistica nel mercato britannico, è approdato per la prima volta nell'isola, frutto di una sinergia tra Enit, l'Ente Nazionale del Turismo Italiano, la sua sede britannica, la Fondazione Pula Cultura e il Comune di Pula. Un evento che ha unito passato e futuro in un'esperienza unica. Nora è diventata una vetrina mondiale della cultura e dell'enogastronomia sarda, un ponte tra Sardegna e Regno Unito, nel segno dell'eccellenza, visibilità internazionale e identità locale sono incontrati in uno scenario straordinario.
Il valore strategico dell'iniziativa è amplificato dalla presenza di oltre 300 stakeholders britannici tra i più influenti del settore turistico che hanno vissuto in prima persona un'esperienza immersiva tra storia, natura e sapori sardi. Il 9.999 è un numero simbolico che richiama il concetto del fine pena mai, del 41 bis, la condanna a un'eternità in carcere, ma Giovanni Farina, il bandito imprendibile dell'anonima sarda, un passato da fuggiasco in Australia e Sud America, adesso è un uomo libero dopo aver scontato 35 anni di carcere, la maggior parte dei quali in regime di carcere duro, e ha deciso di raccontare la sua storia in un podcast intitolato appunto 9.999. Una grande e lunga vita, dall'infanzia in Calvana in Toscana alle prime rapine fino ad arrivare all'accusa di coinvolgimento nel sequestro nel 1997 dell'imprenditore Giuseppe Sofiantini. Giovanni Farina nel podcast riflette sulla sua storia passata guardando al futuro. Esperienza consolidata o scommessa interna, Paolo Vanoli o Fabio Pisaccane, e questo è il bivio davanti al presidente Tommaso Giulini e al direttore sportivo Nereo Bonato, chiamati a individuare l'uomo giusto per raccogliere il testimone di Davide Nicola. Con Ivan Juric ormai diretto all'Atalanta per il dopo Gasperini, la corsa da qualche giorno si è ridotta a due nomi, due profili diversi, entrambi potenzialmente decisivi per l'avvio di un nuovo ciclo e per un progetto da costruire. Vanoli è il profilo che garantisce certezze, curriculum importante, esperienza. Non a caso lo scorso anno era stato indicato come successore di Claudio Ranieri. Il suo nome è il più accreditato, con lui la valorizzazione dei giovani, mancata in questa stagione, sarebbe una priorità, come dimostrato anche nella sua esperienza al Torino. Il suo ritorno nel radar del Cagliari è concreto ma non semplice. Proprio nel weekend è previsto un incontro tra il club e il tecnico varesino per valutare la fattibilità dell'accordo. Grazie per averci seguito, arrivederci.